Cari amici di Veneto Globe, eccoci qui anche oggi con dei nuovi protagonisti per la trasmissione Bimbi Grandi. Bimbi Grandi ha iniziato ad andare in onda proprio per sollevare il morale dei bambini, i bambini piccoli che si sono trovati in un momento drammatico con la chiusura per la pandemia che c'è stata, ma anche i bimbi grandi si sono trovati in difficoltà e forse sono aiutati più dei bimbi piccoli. Oggi ho ospiti qui con me, Andrea lo conoscete, Andrea Nardin di Ramingo Teatro. Ciao. Ciao Andrea. E poi abbiamo l'Annalisa Lovat della English on Stage. Esatto. Che poi vi spiegherà che cos'è l'English on Stage. Bene, ringrazio naturalmente, oggi manca per impegni di lavoro sia Andrea Bazzana che la Martina Boldarin che ci hanno seguito per le prime puntate e torneranno naturalmente per le prossime. Intanto, diamo la parola a Annalisa, salutiamo Annalisa perché è giusto essere un po' cavalieri prima del Signore. Ciao Annalisa, ci puoi così descrivere, che mi sembra molto importante il ruolo, me ne parlavi prima, che tu hai nella società moderna che va verso una... a parte che l'italiano è mondiale, però l'inglese... Davvero? Un po' di più, l'inglese sì, un po' di più. Un pelino. Poi ti racconto un fatto di quando andavo a Hong Kong, ma me lo ricordi. D'accordo. È importante comunque il ruolo che hai nella società, è bella l'idea di coinvolgere i bambini nel teatro. Raccontaci un po'. E non solo i bambini, ma anche i bambini grandi, insomma. Io ho creato un progetto che è nato nell'arco di diversi anni, ma che ha preso una forma un po' più solida 4 anni fa. Si chiama English on Stage e, come dice un po' la parola, c'è l'inglese dentro e c'è on stage, che è il palcoscenico. Significa che ho messo insieme le mie 2 grandi passioni, che sono il teatro da una parte e parlare inglese da quell'altra. È un progetto che quindi vuol far giocare con il teatro le persone che partecipano. Sono partita dai bambini perché io 10 anni fa andavo nelle scuole materne, da 10 anni fa veramente ci vado ancora, nelle scuole materne a giocare con i bimbi, appunto in inglese, e ci ho sempre giocato in maniera teatrale e quindi con loro ho cominciato a sperimentare questa possibilità di poter mettere insieme il teatro e la lingua inglese. Poi però ho visto che questa magia poteva essere usata anche con i più grandi ed ecco perché sono arrivata ai bambini della primaria, ai ragazzini delle medie, ai ragazzoni delle superiori e poi ai bambini grandi, se vogliamo definire così, gli adulti, insomma. Ecco, no, bene, mi piace, bambini grandi, grandissimi. Ecco, sì, va bene. E quindi, insomma, detta molto brevemente è questa, teatro in inglese e tutto che ruota attorno alla parola to play, perché i bambini che ascoltano a casa lo sanno forse meglio dei grandi qua, to play è giocare, ma vuol dire anche suonare, si impara poi a scuola, insomma, questa cosa, ma vuol dire anche andare in scena. E allora noi facciamo tutte e 3 le cose in una. E noi siamo in scena, e allora andiamo da Andrea, che abbiamo già conosciuto la scorsa puntata, e Andrea Ramingo Teatro. Esatto. Ne abbiamo parlato poco la scorsa volta della tua iniziativa, di questo gruppo di Ramingo Teatro, puoi parlarne un po'? Sì, un'associazione culturale che fa prettamente teatro, o comunque si dà l'obiettivo di fare da legame, da collante tra l'ente pubblico, il comune e appunto le attività culturali nel territorio. Anni fa, ma ne parleremo magari più avanti, abbiamo organizzato un festival che ammirava al teatro delle scuole e da quando è nato, da un anno, ho messo in scena uno spettacolo che ha visto coinvolte più realtà da Genova, da Roma. Ci siamo messi insieme con diversi attori e abbiamo messo in scena questo spettacolo che è Vertigini oltremare, che racconta un po' di viaggi attraverso varie esperienze. Per riagganciarmi invece alla puntata scorsa e al lavoro fatto con Max, del giochino delle filastrocche delle 5 parole, visto il tema un po' che stiamo vivendo, se mi consenti, dato che una bimba insomma mi ha mandato
un'animazione di una mia storiella, io te la leggerei. Sì, però tu sai che io amo parlare anche degli amici che ci Giusto. sostengono questa trasmissione, perché è importantissimo avere anche degli amici al di fuori che condividono quello che è il programma che stiamo facendo e ci sostengano con la passione della solidarietà nei confronti dei bambini, in questo caso nei confronti di coloro che hanno vissuto, che stiamo vivendo anche adesso questa grande e tremenda problematica. Speriamo che comunque vada a terminare, perché parlavamo di teatro, io sono contento di aver inserito in questo programma dei gruppi di teatro, perché parlavamo prima con Annalisa, la sofferenza di non poter andare sul palco e poter esprimere la propria capacità teatrale deve essere tremenda. Allora parliamo dei nostri amici e noi abbiamo i Bibanesi, il mio amico Armando Darè, che stanno sempre bene a tavola, diceva Max Bazzana. Poi abbiamo Alberto Dica del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, e anche lì è una straordinaria visione del territorio che noi abbiamo, molto bello. Cioè, noi viviamo nel Veneto, viviamo in una realtà straordinaria e fantastica. Poi abbiamo il ferro battuto di Andrea Valdemarca, e questi qui sono dei pezzi dimostrativi di quella che è la capacità dell'artigiano, del nostro artigiano, di colui che inventa e con le mani e col fuoco riesce a modellare dei pezzi artistici veramente. E poi abbiamo anche, e sono onorato di questo, l'aiuto della Confartigianato, della quale è presidente il mio amico Severino Dalbò, e li ringrazio. Vai pure adesso con la filastrocca che è partita da 5 parole che mi ha dato una bimba, che sono gatto, primavera, api, sogno e neve. E l'ho chiamata Il gatto primavera, così col titolo ho già fatto fuori 2 parole. C'era un gatto di nome Primavera e come tutti era molto impegnato a dormire dalla mattina fino alla sera. Nella sua cesta stava tutto accoccolato davanti alla stufa con il fuoco acceso. Ogni tanto muoveva le zampine, lui si immaginava al sole tra l'erba disteso a giocare con le api ballerine che danzavano vicino all'albero di mele, tutto bianco come una nuvola di fiori. Chissà come fanno a fare il miele, pensava. Tra tutte le fate sono le migliori, fanno una magia da leccarsi i baffi, miau. All'improvviso passò svelto un topolino. E tu? Pensò il gatto. Che fai? Arraffi a casa mia, miau. Ma io ti ho visto, birichino. Così il gatto lo osservava quatto quatto, nascosto in mezzo all'erba del giardino. Poi al momento giusto, Primavera partì di scatto. Non mi scappi, pensò, io sono Sua Maestà il felino, miau. Eccomi qua. Hai visto che ti ho preso, miau? Ma sul più bello si svegliò. Toh, era solo un sogno. Allora si stiracchiò, si guardò intorno un po' sorpreso. Sono sempre pronto quando c'è bisogno, pensò. Per questo mi alleno anche quando dormo. Così guardò la neve fuori dalla finestra. Qui non è ancora l'ora di uscire. Mi ritrasformo in una palla di pelo e torno a fare palestra. Così il gatto Primavera si rimise nella cesta a dormire. Come ogni atleta ha le proprie forze da gestire, preparandosi così per il momento giusto, quando finalmente si potrà star fuori con gusto e il mondo sarà pronto a ripartire con una stagione nuova, tutta da vivere e da gioire. Bene, bellissima, bella, veramente bella, complimenti. Spero riescano a mandare in onda anche l'animazione che mi ha mandata una bimba su questa filastrocca e insomma durante il lockdown mi sembrava, usando le parole, di portare un po' di primavera in quella primavera chiusa che abbiamo vissuto qualche mese fa e che stiamo vivendo anche quest'autunno. Veramente ci sei riuscito. Noi siamo sempre di corsa coi tempi, perché poi vorrei dare la parola anche a Annalisa, e
Che ne dite di andare a vedere i nostri amici? Certo. Sì. Ebbene, eccoci di nuovo in diretta e qui mettiamo in campo il tema scuola e incominciamo con Annalisa. Vai. Ok, allora, vi parlerò in maniera un po' più approfondita di quello che è il mio progetto English on Stage. Prima ve l'ho già accennato, ma di cose da dire ce ne sono veramente tante. Ma tra queste c'è il fatto che è un'attività che è entrata anche nelle scuole, è rivolta a bambini e a ragazzi, e quindi dove si trovano maggiormente i bambini e i ragazzi al giorno d'oggi, insomma, se non a scuola. E grazie a una rete di maestri, di insegnanti, anche di genitori a volte, questo tipo di gioco è stato capito ed apprezzato. Ed ecco che quindi siamo andati, come dicevo prima, nelle scuole materne, nelle scuole dell'infanzia, dove il gioco è sicuramente l'attività principale dei bambini. E poi anche nelle scuole primarie, dove veramente si lavora man mano, e poi anche nelle medie, in modo anche più serio, più tecnico, e si arriva veramente a mettere in piedi uno spettacolo, perché come dicevo noi facciamo teatro, partiamo giocando e facendo delle attività a volte anche solo fisiche, senza buttarci subito a parlare inglese, che sembra una cosa così difficile e oh mio Dio come si fa. Però poi arriviamo a parlarlo questo inglese, magicamente tac, lui scatta, e dopo averlo ascoltato pertanto da me, perché io parlo veramente tanto, e anche i bambini che mi stanno attorno insomma cominciano a parlarlo, creiamo dei copioni e questi copioni vengono memorizzati e basta, il gioco è fatto, si va in Voi scena. parlate non solo inglese, parlate prima l'italiano, poi Only English for me. Io parlo solo inglese. tu e i bambini... Sì, no, cioè a me ma- io l'ho spiegato ai bambini, quando mi trovate fuori io parlo italiano, è vero, ma quando sono con voi a scuola, nella sala di English on Stage, mi scatta un qualcosa che io l'italiano lo dimentico, cioè non lo so com'è, succede così, e io parlo solo inglese. Poi ho i gesti, ho il corpo, ho i disegni, mi posso far capire in mille modi. E io devo dire che i bambini mi capiscono, più dei bambini grandi a volte. Beh, guarda, quando ti devo raccontare questo piccolo aneddoto che molto, molto velocemente, perché non vogliamo portare via tempo ai bambini. Io andavo spesso per lavoro a Hong Kong e non ti dico la difficoltà di parlare l'inglese con i cinesi. Io non sapevo l'inglese, i cinesi non sapevano neanche il cinese, perché veramente erano i mandarini quelli che dialogavano con noi. E allora un po' di inglese, un po' di veneto, un po' di italiano riuscivo a farmi capire. Bel minestrone. C'era un minestrone che non ti dico, però portavo a casa dei buoni affari. Bravo. Poi non so se vi eravate messi d'accordo sulle stesse cose, però se per entrambi era un affare, Ma guarda, sicuramente. per me di più. Perfetto. Ha imparato a fare il mimo in Cina. Sicuramente. È vero.
Le lingue straniere ci insegnano a fare questo, è vero. Allora, noi andiamo da Andrea adesso, continuiamo col tema scuola. E continuiamo col tema scuola perché con i bimbi piccoli durante insomma questi giochi con Max, le 5 parole, le filastrocche, una maestra che saluto, Anna Crocetta, della scuola dell'infanzia Pio X di Scandolara, ha preso una mia filastrocca, i colori e la musica, dove mi avevano dato 5 parole che erano dei colori, e se magari manda il video nel mentre lo vediamo, e praticamente la filastrocca racconta di questa diatriba tra colori dove ognuno crede di essere il colore migliore e vuole comunque riempire il foglio con il proprio colore. Il rosso vuol fare un fiore, il verde dice no, è meglio fare l'erba, e quindi nasce questo litigio tra colore dove ognuno vuole primeggiare, e finché a un certo punto, dopo che ognuno ha espresso il suo, insomma, ha portato avanti il proprio cavallo di battaglia, il proprio colore, il foglio parla e dice: ma come? Voi parlate senza chiedere a me, che sono il diretto interessato, cosa vorrei fare, e il foglio gli dice che insomma, se si mettono d'accordo insieme, lavorando insieme, riescono a ottenere un risultato migliore che fare un unico disegno di un unico colore, e così alla fine li mette d'accordo e creano un quadretto dove ogni colore mette il suo e il risultato è il migliore. E questa è stata una bella esperienza, ringrazio questa maestra che poi l'ha portata coi bambini, perché ha ritagliato le figurine dei bambini e ha preso questa storiella perché nella scuola d'infanzia ogni classe ha un colore, c'è la classe verde, la classe, ed è stata una bella esperienza anche questa, insomma, che dal lockdown, dal gioco con Max, le 5 parole, insomma, è uscito questa. E da lì anche il nostro Presidente del Consiglio ha trovato il sistema per colorare l'Italia. Io penso, non so, devo chiamarlo a vedere se ha preso spunto, però... Bene, allora io direi a questo punto li nominiamo velocemente perché poi andiamo all'ultimo video. Sì. E allora nominiamo i nostri amici velocemente. Da Re, i bibanesi. I bibanesi, buoni col dolce e col salato. Vedi benissimo. Poi c'è Cadelpoggio, dove il prosecco incontra il mare. E da dove è nato lo spritz, perché l'acqua incontra il vino. È vero. Andrea Valdemarca, che ha realizzato questi pezzi che noi stiamo facendo vedere, che è il ferro battuto, opere d'arte, e poi la Confa Artigianato, che il mio amico Dalbò ha concesso come presidente di sostenere con la Confartigianato questo programma importante. Certo. Dimmi cosa ti sembra di questo programma? Beh, mi sembra un'ottima idea anche per tenersi in contatto, insomma, in un periodo in cui magari siamo un po' più limitati nei nostri spostamenti e nelle attività che si fanno fuori. Credo che bambini grandi e piccoli abbiano così modo di intanto ascoltare che cosa offre un po' il nostro territorio e poi tuffarcisi appena potremo. Ecco, possiamo anche parlare un po' di questo. Certo. Di questo grande male che ci ha colpito, che poi ci sono delle contrapposte visioni su questo. Certo. E voi come l'avete vissuto? Tu come l'hai vissuto? Il periodo iniziale, perché ci siamo ancora dentro. Sì, a marzo c'è stata una prima fase di incredulità, dove ovviamente tutti inizialmente si pensava: vabbè, prossima settimana si torna a scuola, ok, la prossima no, quella dopo si tornerà a scuola, poi ahimè a scuola non siamo tornati e neanche a fare le attività a cui eravamo abituati, tra cui rientravano anche questi gruppi di English on Stage che erano a 2 mesi dall'andare in scena. Avevamo lo spettacolo quasi pronto, gli spettacoli quasi pronti, perché c'erano 4 gruppi al lavoro, però non ci siamo persi d'animo, ci siamo tenuti in contatto durante tutto il periodo, messaggi WhatsApp, video che io mi facevo e mandavo ai bimbi. Io in particolare con i bimbi più piccoli racconto un sacco di storie, e quindi raccontavo la storia della sera e la mandavo privatamente. Molto bello. La mandavo Ma loro privatamente. non aspettavano, i bimbi non aspettavano altro che rientrare però a scuola. Infatti. Perché
anche c'erano i girelli, potevano farlo gare, eh? Bella idea quella, bella come idea, no? ma non vogliamo creare No, no, polemiche, non noi creare no, scontrini, no. assolutamente. Sì, io durante il lockdown ho avuto la richiesta da parte di Scherma Conegliano di collaborare con loro e quindi si è unito teatro e sport proprio per dare un segno ai ragazzi che erano a casa, perché anche lo sport ha la sua importanza, e quindi ho realizzato un trailer divertente sfruttando il lockdown e questo assalto ai supermercati iniziali dei primi giorni, quindi se vogliamo mandare il video. Ebbene, il tempo è tiranno, è tiranno. Purtroppo io starei qui con voi ancora per molto tempo, però ci stanno dicendo dalla regia di stringere. E allora cominciamo con i saluti da Andrea, saluta i nostri amici, i bambini, a tutti. grandi. Se volete altre storie le trovate sui canali YouTube di Ramingo Teatro o su Facebook, e quindi se volete scrivermi ramingoteatro@gmail.com. Grazie. Annalisa? Ciao a tutti, è stato un piacere conoscervi, spero per voi altrettanto. Trovate tutte le attività di English on Stage sulla pagina Facebook English on Stage. Beh, io ringrazio Max e Martina che hanno iniziato questo programma e hanno inserito anche voi in questo programma e che torneranno nelle prossime puntate, e ringrazio voi ascoltatori di averci sopportato e arrivederci alla prossima.